Io pensavo di poter vivere i miei 20 anni tranquillamente in libertà e a contatto con tutte le nuove persone che volevo, e non avrei mai pensato di dover conoscere i miei compagni soltanto su Zoom, su una piattaforma, e quindi non poterci mai entrare veramente a contatto. Pensavo che sarei stata libera di mettere piede nella mia università per la prima volta nella vita, e invece a tutt'oggi non sono ancora riuscita ad entrare e a vivermi l'esperienza dell'università. È il dolore di un'intera generazione quello che esprime Anna, che ai suoi 20 anni pensava di viverli in modo diverso. Iscritta al primo anno di design del NABA, la nuova Accademia di Belle Arti di Milano, Anna doveva essere lì da ottobre e invece è ancora a Padova, chiusa in casa dal Covid. Stando rinchiusi in queste quattro mura di casa, è difficile continuare, è difficile avere obiettivi e porsene di nuovi, perché ovviamente sei qua, sei nella tua casa, sei con i tuoi genitori, sei diciamo tranquillo, magari non hai voglia, non trovi più la voglia di scoprire il mondo, perché conosci soltanto quello che hai sempre conosciuto e quindi non fai nuove esperienze. Tornare a scuola è il sogno dei giovani che Anna racconta così. Ci sono giovani che protestano per entrare nell'università, protestano per entrare nelle loro scuole medie, superiori. Questa cosa è una cosa che non si era mai sentita fino a questi giorni. E invece sì, noi ragazzi vogliamo ritornare a vivere la quotidianità, bella e brutta che sia. Giovani incompresi dagli adulti, giovani che vogliono essere considerati per quello che sono, la generazione che si prepara a vivere e guidare l'Italia. Il mio desiderio è di poter ritornare alla vita normale, a quella che avevo un anno fa, di poter finalmente mettere piede nella mia università e di incominciare a fare nuove esperienze, perché tutti noi ne abbiamo bisogno di ritornare a quella che era la normalità più banale, che ci eravamo perfino dimenticati, di cui ci eravamo anche stufati. E il mio desiderio più grande è quello di ritornare a questa piccola normalità.